Natascia Porcellato, ricercatrice, sociologa, collaboratrice con l'Università di Cagliari e incaricata dalla Confartigianato del Veneto di seguire un sondaggio sulle intenzioni di voto dei piccoli imprenditori, in particolare dell'artigianato del Veneto, quindi un sottoinsieme della popolazione veneta, e anche per sapere quali sono, tra un panel di priorità, quelle che gli imprenditori ritengono più urgenti e che il nuovo governo dovrà adottare con velocità nei primi 100 giorni, si dice. Per quanto riguarda i risultati delle indicazioni di voto, ci sono dei dati molto interessanti e strani. Ce li può raccontare? Certo, l'orientamento elettorale dell'artigianato veneto si configura in modo specifico rispetto al complesso della regione. In particolare sono 4 i punti rilevanti. Un primo è una debolezza del centro-sinistra, che però possiamo considerare storica in questa specifica area. Infatti la coalizione di Bersani non arriva al 10%, mentre nel complesso regionale, considerato attraverso una indagine di Demos, supera il 33%. L'altro fattore di interesse è la coalizione di centro. L'area guidata da Monti in questo caso raggiunge circa l'11%, mentre tra gli artigiani, mentre nel complesso della regione si attesta intorno al 16%. In particolare, inoltre, rileviamo come sia soprattutto la lista di Monti a registrare il successo maggiore, arrivando a sfiorare il 9%. Un terzo fattore di interesse è l'area del centrodestra. L'area del centrodestra raccoglieva storicamente il voto dell'artigianato veneto e alle elezioni politiche del 2008 possiamo valutare che l'80% del voto artigiano si indirizzasse in quest'area. Attualmente invece raggiunge il 38%, dando quindi la maggioranza relativa alla coalizione guidata formalmente da Silvio Berlusconi e ufficialmente da Alfano, e ponendosi leggermente al di sopra di quanto registrato nel Veneto nel complesso, dove arriva intorno al 35%. Il fattore più importante però che emerge è il primo partito, che non è né il PDL né la Lega, che si dividono circa il 35%, ma è e quindi raggiungono uno il 17% e l'altro il 18%, ma è la formazione guidata da Beppe Grillo. Il Movimento 5 Stelle è attualmente fra gli artigiani veneti il primo partito, raggiungendo il 23% dei consensi ed è molto al di sopra di quanto registrato per la popolazione veneta in generale, dove si ferma sotto il 10%. L'altra infine annotazione da considerare è il risultato del partito di Oscar Giannino. Fare per fermare il declino tra gli artigiani riscuote un buon successo, raggiunge il 10%, l'11% anzi, mentre nella media della regione non arriva a superare il 2%. So che siete riusciti anche a individuare a grandi linee il trasferimento dei voti, cioè cosa si era votato nel 2008 per chi e adesso l'intenzione di voto per il 2013, quindi capire da che bacino Giannino e Grillo attingono qui in regione. Sì, ovviamente come ricordavamo prima, essendo che l'area di centrodestra godeva di un consenso tanto ampio, è lì che hanno pescato, tra virgolette, soprattutto queste due formazioni. In particolare sia Grillo che Giannino pescano più della metà dei propri voti attuali da elettori che nel 2008 avevano espresso il proprio voto per il PDL o per la Lega Nord. In parte recuperano anche una quota di artigiani che nel 2008 dichiaravano di non aver votato e quindi caratterizzano in questo modo il loro elettorato. E l'astensione negli artigiani, astensione, scheda nulla, eccetera, è più alto, più basso della media regionale, quella generale? L'astensione è leggermente più alta. Un artigiano su 4 oggi dichiara che non voterà, e anche questo, guardando i dati facendo l'analisi confrontandoli col 2008, vediamo che sono in gran parte ex elettori del PDL e della Lega, che in questo momento dichiarano che non andranno a votare e che invece 5 anni fa avevano orientato il proprio voto per o Berlusconi o la formazione di Bossi.
Un'altra domanda, so che avete chiesto anche, dando un elenco di 11-12 priorità agli artigiani, quale potessero essere quelle più urgenti, cioè quelle che loro sentono più impellenti. So che hanno dato un voto alto a tutte e 12, chiedendogli un voto da 1 a 10, però poi chiedendogli di sceglierne una si sono focalizzati su pochissime. Quali sono? Allora, la principale e quella su cui gli artigiani si sono concentrati maggiormente è la riduzione delle tasse sulle imprese. Questa sembra essere l'urgenza su cui questo specifico settore di popolazione punta in questo momento. Quasi il 43% degli intervistati ha indicato in quella la priorità da affrontare in questo momento. Un'altra questione che attira una quota importante, per quanto molto inferiore, di richieste è la semplificazione per l'accesso al credito. Poi abbiamo tutta una serie di settori in cui gli artigiani chiedono sia ridotto il peso dello Stato, per cui la riduzione della burocrazia, la riduzione della spesa pubblica, la riduzione della tassazione sui consumi e quindi dell'IVA, e con queste priorità, diciamo, si raggiunge circa l'80% delle preferenze espresse, però sopra ogni altra cosa l'urgenza è quella di ridurre la tassazione sulle imprese. Presidente Sbarchiero, gli artigiani non hanno mai votato in massa il centro-sinistra e il rischio è che non voteranno manco più il centro-destra da questi dati. Io sono ottimista e sono convinto e spingerò perché gli artigiani vadano a votare. Poi è chiaro che il nostro mondo è sempre stato moderato, va nei confronti di chi lavora e fa politiche per che l'impresa continui a esistere. Però c'è un voto di protesta piuttosto schierato, mentre il moderato Monti non sembra interessare molto gli artigiani. Beh, il moderato Monti nell'ultimo anno di governo non si è che è stato molto favorevole alla piccola impresa, anzi direi che in qualche maniera ci ha bastonato sufficientemente. Nonostante questo, il voto di protesta che va verso i movimenti di Grillo o di Giannino è perché si raccoglie anche in questi movimenti un parlare che va più verso il nostro linguaggio e il nostro modo di pensare e di operare. La Lega Nord dove ha deluso invece gli artigiani? Beh, credo che le promesse fatte sul federalismo fiscale, ma sul federalismo vero, non attuato, abbia sicuramente un ruolo importante. Cosa pensa della proposta di Berlusconi che abolirà l'IMU se verrà eletto? Ma noi ci ricordiamo che l'abolizione dell'ICI ci ha comportato l'IMU che è raddoppiato o triplicato in qualche caso. Quindi che significa? Ci credete? Noi siamo perché l'IMU vada ritanato negli ambienti di lavoro, perché laddove si produce occupazione e reddito deve essere facilitato. Lei però prima ha usato un termine un po' più forte, non è più epoca di buttato. Difatti io credo che il continuare a insistere a lanciare slogan non sia molto produttivo per il nostro mondo, cioè non ci crediamo più.